Anche il Partito Democratico della zona bassanese, nel momento in cui in regione si sta dibattendo sulla proposta di legge di riforma della sanità in Veneto, interviene a difesa dell'ULSS pedemontana. In adeguamento all'attuale situazione economica e sociale del paese, affermano i segretari di circolo della zona, chiediamo ai consiglieri regionali del Veneto di mantenere l'attuale ULSS che fa riferimento al territorio bassanese. Le caratteristiche di questo territorio, continuano, necessitano il mantenimento dei servizi relativi ai bisogni essenziali. Questa zona poi possiede quei 400.000 abitanti che potrebbero essere il criterio per la riorganizzazione del nuovo sistema sanitario veneto. La pressione, con il passare dei giorni, aumenta. Un segnale chiaro e forte ora i cittadini se lo aspettano anche da parte di deputati e senatori che fino a questo momento sono rimasti nell'ombra. Pochi gli esponenti politici nazionali che si sono espressi chiaramente sull'ULSS di Bassano, tra questi il senatore Giorgio Santini. In particolare c'è il tema del rapporto col territorio ed è un punto sul quale bisogna trovare delle soluzioni condivise. Ecco, noi per il momento non possiamo dire altro, c'è un problema probabilmente anche dentro la maggioranza, però discutendo in Consiglio regionale vanno trovate le soluzioni più vicine ai bisogni dei cittadini.